Incrementare la raccolta differenziata, contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, riciclare il più possibile. Questi gli obiettivi del progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti nei 4 comuni della Vallata del Santerno, che prenderà il via nel mese di novembre, dottor Cuomo. Sì, nel mese di novembre cominceremo a posizionare i nuovi contenitori stradali. Dopodiché ci serviranno circa 3 settimane per chiudere il posizionamento e quindi saranno utilizzabili da novembre stesso dai cittadini. Per il primo periodo non sarà necessario l'utilizzo della tessera in maniera tale da dare ai cittadini la possibilità di abituarsi a conferire con i nuovi cassonetti e soltanto dal 17 di gennaio si apriranno soltanto con la tessera. Complessivamente quanti saranno i cittadini interessati da questo servizio nei 4 comuni della Vallata e c'è qualcuno che resta fuori? I cittadini saranno tutti quelli dei comuni che sono oltre 9.000 abitanti, resteranno fuori soltanto i cittadini della Val Sellustra e di San Martino in Pedriolo perché loro morfologicamente appartengono alla vallata di Dozza, per cui saranno interessati da eventuali progetti nuovi quando partirà Dozza, probabilmente nel 2017. Come verranno contattati i cittadini? I cittadini per scelta delle amministrazioni comunali saranno contattati singolarmente, quindi ci saranno degli informatori ambientali che andranno porta a porta a consegnare le tessere e un opuscolo in cui viene spiegato il nuovo sistema di raccolta, nonché loro sono poi disponibili a rispondere a eventuali dubbi, domande che chiaramente ci saranno da parte dei cittadini. Ci saranno delle tessere, si è detto che apriranno questi cassonetti, ma ad esempio un abitante del comune di Castel del Rio potrà anche conferire rifiuti in cassonetti di altri comuni della Vallata? Sì, nei 4 comuni della Vallata è stata fatta la scelta di dare la possibilità ai cittadini di conferire in qualunque isola ecologica di base delle nuove che metteremo in tutti e 4 i comuni. Inoltre anche nelle stazioni ecologiche praticamente ogni cittadino di ogni comune si potrà recare anche nelle stazioni ecologiche degli altri comuni. Rispetto a Imola c'è qualche cassonetto in meno, quali e perché? Allora, a Imola in più ci sono i bidoni dell'organico e i cassonetti degli sfalci. La differenza dei 4 comuni è che ci sono obiettivi completamente diversi, mentre su Imola l'obiettivo da raggiungere è quello del 79% di raccolta differenziata, nei comuni montani come sono i 4 comuni della Vallata del Santerno l'obiettivo è del 65%. Sindaco Mortero, Borgo Tossignano sarà un po' il fulcro dal punto di vista informativo della Vallata del Santerno. Tenuto conto che il nuovo sistema di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio dei 4 comuni della Vallata chiederà ai cittadini una modifica dei gesti della quotidianità circa la gestione dei rifiuti, è stato fondamentale impostare un percorso di comunicazione nei confronti della cittadinanza, quindi questo percorso di comunicazione si concretizzerà con le assemblee pubbliche. Vogliamo ricordarle che saranno organizzate nei 4 comuni della Vallata del Santerno, la prima il 17 di ottobre a Castel del Rio, la seconda il 18 di ottobre a Fontanelice, la terza il 19 di ottobre a Borgo Tossignano e la quarta ed ultima il 20 di ottobre a Casal Fiumanese, tutte presso le sale del Consiglio Comunale o altre sale civiche, sale in immobili di proprietà del Comune a seconda delle esigenze di capienza, tutti in orario serale alle 20:30 in maniera tale da agevolare la partecipazione del più ampio numero di cittadini, e saranno assemblee dove saranno presenti e le amministrazioni e le strutture tecniche di
ERA e di Conami per illustrare il progetto, ma soprattutto per rispondere alle domande dei cittadini. Ti faccio particolare riferimento alla tessera per sbloccare il meccanismo del cassonetto. Verranno distribuite alle famiglie direttamente da gli operatori, da del personale di ERA, che sarà assolutamente identificato e in grado di identificarsi e che non dovrà chiedere, questo ci teniamo a sottolinearlo, alcun rimborso economico nel fornirvi la tessera. Mi raccomando, questo ci teniamo a sottolinearlo, onde evitare che ci possano essere dei comportamenti che sfruttino questo percorso che stiamo svolgendo per appunto compiere delle azioni dannose ai danni della cittadinanza. Completato questo processo, a partire dal 10 di novembre presso la sede municipale del comune di Borgo Tossignano, dove abbiamo alcuni spazi liberi, verrà allestito un infopoint standard, un infopoint fisso per appunto alcuni mesi, al quale i cittadini si potranno rivolgere per informazioni pratiche, come faccio ad aprire il cassonetto, fino a ho smarrito la tessera, oppure ho una seconda casa in vallata, mi occorre una seconda tessera in più. Ecco, questo è. Forse, Sindaco Rivola, i cambiamenti più rilevanti sono proprio per Casal Fiumanese, a cominciare da una variazione degli orari di apertura delle isole ecologiche. Sì, noi abbiamo variato l'orario, abbiamo fatto un orario invernale e un orario estivo. Nell'orario estivo abbiamo aggiunto un'ora fino alle 18, perché la nostra isola ecologica aveva un'apertura fino alle 17 e questo creava un po' di problema per i lavoratori che solitamente rientrano dal lavoro in quell'orario. Per cui abbiamo implementato di un'ora fino alle 18 per dar modo ai cittadini di conferire in più occasioni quello che hanno, anziché metterlo nell'isola di base stradale. Cambia anche la scontistica, come? Sì, allora la scontistica cambia perché abbiamo pensato di aggiungere un 10% sul sacco carta che prima solitamente veniva raccolto, quindi adesso non ci sarà più il passaggio del camion che raccoglie il sacco carta, ma chi andrà a conferire in isola ecologica potrà avere uno sconto di 10% in più, ovvero di 0,165 centesimi al chilo. Ecco, l'altra scontistica che è importante è quella relativa al compostaggio che chi ha il bidone compostaggio nella propria abitazione, quindi deve essere anche un'abitazione personale e unica, non i condomini, avrà un passaggio da 5,19 € a 6 € a persona all'anno. Sindaco Baldazzi, lei ha sottolineato in conferenza stampa che Castel del Rio ha anche un pochino il problema della raccolta nei pressi del fiume Santerno. Sì, noi abbiamo un flusso, un carico d'estate che è 10 volte quello invernale, per cui la raccolta dei rifiuti deve necessariamente tenerne conto. Si sta ragionando assieme a Poli, assieme agli altri, insomma io credo che si possa fare con un po' più di flessibilità, ovvero più presidi di indifferenziate, perché la vedo un po' dura distribuire ai turisti le tessere per i cassonetti. Però insomma si stava ragionando proprio in questi minuti, credo che il problema verrà risolto agevolmente, almeno lo spero. Vice Sindaco Bonfiglioli, i 4 comuni della vallata del Santerno si sono trovati perfettamente d'accordo nell'aderire a questo progetto che ha però un costo importante, 600.000 €. Ecco, graverà sulle bollette questo? No, tutta l'analisi economica che è stata fatta appunto in collaborazione con il gestore ha evidenziato chiaramente che nonostante l'importante tecnologia e quindi l'importante investimento che si fa, questo viene ammortizzato tranquillamente nei 7 anni e addirittura diciamo, in caso di forbice negativa sarà un'invarianza dei costi del sistema, mentre in caso positivo addirittura forse ci sarà un recupero di un paio di punti di percentuale sui costi. Abbiamo visto prima con il dottor Cuomo come ad esempio manca qualche raccoglitore rispetto al progetto Imolese già partito nei mesi scorsi. Perché? È stata una scelta proprio. Noi come comuni montani dobbiamo raggiungere l'obiettivo del 65% contro il 79% di Imola. Quindi ci siamo potuti permettere di valutare anche i costi che ha tutto il trattamento dell'organico, che erano molto più elevati. Quindi abbiamo cercato di
un'altra strada. L'altra strada che abbiamo trovato era di ridurre alla base il rifiuto organico, incentivando l'uso della compostiera, e questo ce lo possiamo permettere proprio perché il nostro territorio ha una caratteristica di tessuto urbano che permette di avere una compostiera nel proprio giardino o nel proprio spazio di terreno antistante. Abbiamo scelto questa strada perché va incontro a un'esigenza di ridurre comunque i rifiuti, ma anche di tenere sotto controllo i costi complessivi.